Il sogno è svanito probabilmente, ma non la voglia di continuare a far bene, soprattutto se si ha davanti una di quelle che ti ha fatto più male. Amici appassionati di calcio dilettantistico, un buon pomeriggio, siamo live dal Salvatore Favazza di Terrasini per commentare la sfida tra Partinico Audace e Bagheria, valida per la 23esima giornata del girone A di promozione siciliana. Tra di loro l'ultimo in casa al comunale proprio di Bagheria. Intanto occhio a questa palla per Longo che prova ad accendersi, va col mancino, conclusione che si spegne sul fondo. Prova Virzì, poi Ribaudo, dentro l'area, buona le chiusure nero-verdi, il colpo di testa di Ifili, ancora Virzì al traversone in mezzo e addirittura una coordinazione. Va col destro, occhio a questo colpo di testa che schiaccia sulla traversa. Da parte credo di Virzì, poi non ho di stop e la ripartenza proprio da Bagheria. Occhio a questo lancio all'indirizzo di Ribaudo. Il tiro, Cascione. In due tempi parte Biondo col destro, ancora in due tempi Cascione tranquillamente la fa sua, in qualche modo si salva, poi Scrozzo va ancora da Panzeri che accelera, palla al piede, sempre l'ex Cittadella che poi va in verticale per Longo, contatto in area di rigore ma addirittura fuori gioco. Palla giocata verso Butera, passa nello spazio Panzeri, ancora il 10. Buono il dribbling e poi il lancio per Longo, l'apertura è buona, il rimbalzo anche, e allora può rientrare sul suo mancino e calciare, va a Longo, chiude Costa, calcia l'ex Canicattì col destro, sul secondo palo, la palla passa, occasionissima, Amiri, il lancio, la palla passa, Florio di testa, Biondo protegge, la pressione di Scrozzo, esce in qualche modo la formazione nerazzurra, allora Carmine Virzì accelera. Serve Fiorentino, deve andare a lottare D'Amico, regge l'urto, palla per Ribaudo, Cascione la salva e poi il tap-in vincente è il vantaggio del Bagheria. Credo abbia segnato Virzì, avanza l'ex Alcamo, poi va per via orizzontali da Panzeri, esce bene con pochi tocchi il Partinico Audace, ancora Maranzano in verticale da Pulizzi, stavolta si è fatto veramente male Maranzano, ancora Panzeri. Palla al limite per Pulizzi, zona tiro, ancora l'11, deve tenerla in campo, guadagnare angolo. Pulizzi, zona tiro, in mezzo, la palla va a Longo! Che calcia troppo forte e troppo alto. Fili, Panzeri, Scrozzo, prestato da Ribaudo, perde il pallone, Scrozzo, allora la ripartenza di Fiorentino, c'è due soluzioni a destra, anzi a sinistra, Cascione si allunga. Sul tiro di Biondo. Rimette subito in gioco il pallone il numero 1 nero-verde. Amiri, male per Longo. Altra transizione, Anelli ha cercato l'angolino, conclusione che si spegne sul fondo. Cena. Fiorentino porta palla nel suo stile, con la sua tecnica. Ok, questa palla per Ribaudo che beffa Cascione e tiro che termina sull'esterno della rete. Non c'era fuori gioco. Sfidata Biondo, colpo di testa, era solissimo Virzì, la palla è uscita, va a Longo col mancino, è rasoterra e la palla si insacca, il gol di Daniel Longo, il pareggio del Partinico Audace al minuto 76, esultanza sotto il suo pubblico alla Dragon Ball per Daniel Longo, palla in the box, si coordina Anselmo addirittura, in rovesciata l'ex Camarat. Cina stacca Maranzano, la palla arriva a Fiorentino che prova a puntare la porta, servito Ribaudo, zona cross, Cascione non la prende, ma l'errore di Dalfino è clamoroso. Ultima azione, vediamo se il direttore di gara la fa giocare, era passata la palla ma la fischia alla fine il direttore di gara e quindi 1-1 e i giocatori del Bagheria stremati a terra.